una lunga serie di filtraggi, è proprio cambiata la fisionomia dello stadio in questi giorni, molto diverso da quello che ci ricordiamo delle partite di campionato. Sono stati aggiunti nuovi separatori, per esempio questo sarà l'accesso poi che domani sarà operativo, c'è un primo prefiltraggio, poi un secondo, qui ci sono anche ovviamente tutti i desk dove verranno scannerizzati i biglietti e quant'altro. Però, visto che lo abbiamo conosciuto da vicino da un paio di giorni, e lo hai anticipato tu Francesco, arrivare anche al lavoro per i dipendenti di Udinese, nonché per i tantissimi volontari che collaborano per la buona riuscita di questo evento, che sono tantissimi e che ovviamente vanno anche ringraziati ripetutamente, c'è un ingresso in stile aeroportuale, si va proprio nei raggi X, si depositano tutte le cose che hanno in tasca, zaini, eventuali dispositivi che vengono controllati, poi da lì si potrà fare accesso, sempre ovviamente con il pass vidimazione sia all'entrata che all'uscita, quindi la sicurezza al primo posto per questo evento molto importante che catalizzerà qui davvero tantissime persone per lavoro e anche per svago poi quando ci saranno i tifosi, che ovviamente non avranno questo trattamento, però questo fa capire quanto la sicurezza non venga lasciata al caso per nulla dalla UEFA in questa circostanza, con tutte le dovute precauzioni del caso per evitare che si portino dentro oggetti pericolosi o comunque non conformi all'evento.